Alpinismo e solidarietà, forti come la roccia di una montagna. Tarcisio Bellò anche stavolta era in alta quota per un progetto umanitario. Lunedì scorso, in cordata con gli scalatori vicentini Luca Morellato e Tino Toldo e il collega trevigiano David Bergamin, più 3 colleghi pakistani, è stato travolto da una valanga a 5.800 metri di altitudine. Uno dei compagni di scalata del posto non ce l'ha fatta. Domenica alle 14 all'aeroporto di Venezia il rientro in Italia degli scalatori veneti. Ad attenderli anche il sindaco di Quinto Vicentino, dove risiedono Bellò e Morellato, con una novità. Per Tarcisio Bellò, essendo persona rispetto a Luca molto più esperta, che aveva svolto diverse diciamo, uscite alpinistiche, ma non soltanto, sempre impegnato nel mondo della solidarietà, come amministrazione comunale ci eravamo già attivati per chiedere una onorificenza ufficiale di cavalierato presso la Presidenza della Repubblica. Lo stile dell'accoglienza agli alpinisti vicentini dipenderà dal loro stato di salute fisica e psicologica e dalle richieste delle loro famiglie. Tutta Quinto però è pronta a incontrarli per una serata in cui ascoltare i loro racconti. E per ringraziarli comunque del progetto che loro hanno portato avanti, il progetto di solidarietà intitolato a Cristina Castagna per le popolazioni del Pakistan, e quindi sarà importante anche, io penso in quell'occasione, rinsaldare, rinforzare quel progetto che comunque va avanti.